Buonasera, allora proseguiamo la giornata con una dimostrazione pratica di che cosa si può fare in un'orchestra sociale. I ragazzi che ascolteremo adesso sono i ragazzi dell'orchestra Diego Valeri e quello che ascolteremo è il risultato di un percorso che li ha portati, adesso la maggior parte di loro sono tra i 16 e i 25 anni, quindi tra alcuni di loro ci sono anche dei formatori che stanno restituendo quello che hanno avuto dal loro percorso nella scuola Diego Valeri, nelle orchestre che sono state fondate dal maestro Giuseppe Laudani. E lasciamo parlare la musica. Non è l'orchestra al completo per questioni di spazio, sono una ventina di ragazzi, 23 per l'esattezza, solo gli archi, e buon ascolto. Lascio la parola al maestro. Allora, chiediamo con un applauso l'orchestra d'archi che lo vedete. Bene, ecco, come diceva Isabella, questa è una parte dell'orchestra più grande, sono una ventina, su 60, quindi mancano tutti i fiati, mancano altri archi e come diceva l'orchestra è composta da ragazzi che sono cresciuti nel progetto, alcuni di loro stanno ancora studiando, altri hanno già finito e altri, molti di loro, insegnano all'interno del progetto restituendo quello che hanno avuto appunto in questi anni. Anche il direttore è nato, cresciuto in questa orchestra e dirigerà questa compagine questa sera, ormai da un anno dirige stabilmente questi ragazzi. Invito sul palco il maestro Mattia Vergò.
Siamo giunti alla conclusione di questo concerto con l'ultimo brano che vi faremo sentire. Ringraziamo davvero di cuore la Fondazione Ghirardi, ringraziamo davvero di cuore il Ministero, qui presente la dottoressa Spadolini e tutte le persone che hanno organizzato questo evento. Ringraziamo chiaramente il professor Laudani che ha dato il là a questo progetto. Speriamo ora di tutti insieme dare un piccolo contributo per portare avanti questa realtà. E permettetemi di concludere con un messaggio. Ascoltate con attenzione le parole di oggi. È terminato un concerto che ho fatto con la realtà nazionale del sistema a Pistoia, salito in pullman, ho detto una cosa ai ragazzi quando mi ho fatto quel concerto che credo davvero sia rimasto nel cuore, insomma almeno nel mio sicuramente, ma penso nel cuore di tanti. È il primo concerto per i cori Manos Blancas in Italia, con l'orchestra nazionale del sistema. Salito in pullman ho detto una cosa ai ragazzi che vorrei riportare oggi perché la penso davvero. Penso che ciascuno di noi, in ogni singola realtà, può fare davvero tanto, ma insieme possiamo fare tantissimo. Per cui davvero diamoci una mano e continuiamo insieme. Grazie a tutti.